Poi abbiamo un rotolo di branzino con delle granelle di pane al pomodoro e arancia. Per questa preparazione prendiamo del filetto di branzino, lo frulliamo in un cutter aggiungendo della cipolla stufata, un po' di panna, un po' di sale e poi amalgamiamo questa farcia con dei gamberi e dei molluschi, in questo caso delle cozze e delle capesante tagliate in piccoli pezzetti e precedentemente conditi con del sale, del pepe, dell'olio e delle bucce di lime. Il tutto viene messo in un sacchetto, formiamo un cilindro che sarà avvolto da una carta d'alluminio leggermente oleata, giriamo bene le due estremità in modo da formare un cilindro di una forma regolare e compatta e lo mettiamo in forno a 130 gradi con una sonda di cottura al cuore di 60 gradi. Dopodiché lo togliamo dal forno, lo mettiamo nell'abbattitore e lo raffreddiamo leggermente. Nel frattempo avremo preparato la granella di pane, frullando del pane in un cutter, aggiungendo della conserva di pomodoro, delle bucce d'arancia e un goccio d'olio extravergine. Questa granella la mettiamo poi in forno a 130 gradi per circa 20 minuti finché risulterà croccante. Dopodiché la passeremo in un setaccio a maglia larga in maniera che la granella sia uniforme. Togliamo il nostro rotolino di branzino dall'alluminio, lo pennelliamo leggermente con del burro fuso e lo passiamo nella granella di pane. Avvolgeremo poi il tutto con della pellicola trasparente in maniera da riuscire a tagliare dei tranci regolari e posizioniamo questi cilindri nel piatto di portata.